Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Torna l'incubo incendi, 10 roghi divampati nella Sicilia occidentale, nel Palermitano, a Petra, Lia, Sottana, le fiamme vicino al centro abitato. I progetti di nuove infrastrutture in Sicilia annunciati dal ministro Matteo Salvini a Palermo, non solo ponte ma anche ferrovie, autostrade e dighe con un budget di 40 miliardi. E poi la Palermo-Catania-Messina, assicura il ministro, sarà finalmente un'autostrada. Caccia al coccodrillo a San Giovanni Gemini, nell'Agrigentino, avvistato da un cacciatore. Il rettile si è dileguato nella vegetazione e adesso è ricercato dalle forze dell'ordine. Paura tra i cittadini residenti nella zona. Anche oggi giornate d'autunno del FAI, il Fondo per l'Ambiente, a Catania aperta ai visitatori la Villa Liberty Cutore Recupero con i suoi affascinanti affreschi. Calcio, il Catania pronto alla sfida contro la Juve Stabia, capolista del girone. Il Catania sarà in trasferta, il Messina invece impegnato oggi in casa contro il Giuliano. Ancora buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Apriamo con gli incendi perché brucia la Sicilia centro-occidentale. Squadre dei Vigili del Fuoco all'azione, impegnate per domare una decina di roghi divampati in diverse province. Nel Palermitano, a Petralia Sottana, le fiamme hanno minacciato il centro abitato. Emanuela Corsi. Dal Trapanese al Siracusano sono una decina gli incendi divampati nelle ultime ore in Sicilia, alle prese con un'emergenza senza fine. A Petralia Sottana, nel Palermitano, lo vediamo in queste immagini, un vasto incendio di alberi e sterpaglie divampato in contrada Fasano, minacciando anche le abitazioni. Per evitare che le fiamme potessero raggiungere il centro abitato si è reso necessario l'intervento dei Canadair dei Vigili del Fuoco e degli elicotteri della Forestale. Interventi anche su Monte San Calogero, nel territorio di Termini Imerese, più volte colpito dai roghi, dove stanno bruciando ettari di vegetazione in direzione di Caccamo. Roghi anche in contrada Petrusa, di Agrigento e a Bivona, nella diga Castello, dove 2 settimane fa un altro incendio di vaste proporzioni ha colpito l'area. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni rurali, facendo crescere la paura. Fiamme che non hanno risparmiato oggi anche l'Ennese. A Pietraperzia un incendio è divampato vicino al cimitero. Roghi anche nel Nisseno, a Campofranco, in contrada Zellante, nel Siracusano a Carlentini, in contrada Carrubba e a Noto in contrada Fiumara, mentre nel Trapanese a Gibellina in contrada Scannagrillo. Dopo un'estate nera sul fronte incendi che hanno mandato in fumo abitazioni e centinaia di ettari di macchia mediterranea, i mesi autunnali continuano a preoccupare, con temperature che restano ancora elevate e l'assenza di piogge, fattori di rischio se associati alla mano di criminali che quasi sempre agiscono nell'impunità. A Palermo, per l'inaugurazione del nuovo porto Marina Yachting, il ministro Matteo Salvini, che ha presenziato appunto l'inaugurazione, ha snocciolato i progetti di infrastrutture per la Sicilia, non solo ponte ma anche ferrovie, autostrade e dighe, investimenti previsti per 40 miliardi di euro. Manlio Viola. Non solo ponte sullo stretto, ma una lunga serie di opere che porteranno 65 miliardi di euro fra Sicilia e Calabria, 40 dei quali resteranno nell'isola per infrastrutture che le servono. Matteo Salvini ha snocciolato tutte le opere infrastrutturali che il suo ministero prevede. Un libro dei sogni o una speranza. Lunedì in Consiglio dei Ministri c'è il provvedimento sul ponte di Messina per il quale Salvini assicura l'apertura dei cantieri nell'estate del 2024, ma non sarà una cattedrale nel deserto, assicura il ministro. Stiamo investendo più di 20 miliardi di euro per velocizzare le ferrovie e migliorare le autostrade in Sicilia ed è finalmente in progettazione l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria. Il ponte sullo stretto sarà un corridoio unico non fra Messina e Reggio Calabria ma fra Palermo, Roma, Milano, Berlino, Helsinki, ha detto il ministro. In particolare 17 miliardi affidati a RFI destinati alla Sicilia, 12 di quali destinati alla velocizzazione della tratta ferroviaria fra Palermo, Catania e Messina per rendere questa ferrovia finalmente all'altezza, ma altri 18 miliardi piovono su strade e autostrade siciliane. Per queste opere il presidente della regione Renato Schifani è stato nominato commissario, in particolare per la doppia autostrada Palermo-Catania e Palermo-Messina, che ha un tratto in comune, un'arteria che oggi non può essere definita un'autostrada, ha aggiunto Salvini, ma che lo diventerà con le opere previste. E poi mezzo miliardo per le dighe, fra cui il completamento dopo 40 anni della diga Pietrarossa, che entro il 2026 potrà fornire acqua all'agricoltura e non soltanto nel Catanese, nell'Ennese e a Caltanissetta. Ogni miliardo
miliardo speso, dice Salvini, vale 17.000 posti di lavoro e crea un effetto moltiplicatore in economia di 3,5 volte e lui, il vice premier, è sicuro stavolta che le opere si faranno bene e nei tempi. Adesso a Palermo perché Mattarella ha promesso verrò presto a Ballarò. Il Presidente della Repubblica, dopo l'invito delle associazioni di volontariato, ha assicurato la sua visita al parroco del quartiere e adesso chi si batte per la riqualificazione della zona attende appunto questa visita così importante. Marco Gulla. Il telefono che squilla, un numero sconosciuto e poi quelle prime parole pronunciate, che sembrano quasi uno scherzo. Salve, sono il presidente Sergio Mattarella. Lui è Don Enzo Volpe, è il parroco del quartiere di Ballarò a Palermo. È stato lui a ricevere la telefonata del presidente Mattarella che gli ha assicurato che presto organizzerà un appuntamento privato con le realtà attive sul territorio dopo aver ricevuto la lettera del comitato SOS Ballarò. Mattarella voleva incontrare la gente di Ballarò già ieri, ma non ha potuto farlo per altri impegni istituzionali. Il Presidente si è mostrato molto sensibile, ha detto che ha letto con interesse questa lettera e che ha promesso avrà il piacere di incontrare anche un gruppo di noi, magari in forma privata. Noi speriamo anche in forma ufficiale, comunque ci aspettiamo sicuramente un riscontro perché si è mostrato molto sensibile alla realtà di Palermo e in particolare del centro storico del nostro quartiere. Ballarò quindi aspetta la visita del Capo di Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato che verrà nel quartiere di Ballarò. Le cartoline però che arrivano dal quartiere sono sempre queste, sono sempre le stesse. Rifiuti che addirittura ormai sovrastano, come vediamo da queste immagini, un'intera strada. Signor Mattarella, questa è la Sicilia, questo è un souvenir di Palermo, l'immondizia è un souvenir di Palermo, perché tutte le persone che stanno tutti qua nel quartiere vanno a buttare tutta l'immondizia, perché non mettete una telecamera e si levano tutti questi problemi? Io penso così. Direbbe questo al Presidente? Sì. Io ci direbbe questo di qua, Presidente, logicamente, di levare tutte queste cose, perché all'immondizia ci sono i turisti, specialmente che vengono pure i turisti a Ballarò. Ma anche altre emergenze, come quella del crack. Ballarò chiede aiuto al Presidente Mattarella. Adesso andiamo a Siracusa perché la città ricorda Lele Sceri, il parà siracusano ucciso 24 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa. Dai più giovani ai più anziani il caso ha colpito tutti. All'Urban Center si è tenuta una conferenza sulla vittima di nonnismo. La prossima udienza per quanto riguarda invece questo caso è fissata per il 29 novembre. Servizio di Francesco Loi. Ho sempre creduto nella legalità, nella giustizia, nella correttezza, negli uomini. La voglia di giustizia e legalità in un giovanissimo Lele Sceri. Con questo cortometraggio gli alunni del Santa Lucia di Siracusa raccontano la storia del parà siracusano. Fu ucciso nella caserma Gamerra di Pisa 24 anni fa. Alla prima versione del suicidio la famiglia non ha mai creduto. Non potevamo credere all'ipotesi del suicidio conoscendo bene Emanuele, il ragazzo che era, pieno di vita, pieno di interessi. L'avevamo anche visto pochi giorni prima al giuramento e non c'era nessun segnale di suicidio. Lele non si sarebbe mai suicidato, è quello che hanno ripetuto più volte amici e familiari del 26enne siracusano. Tante manifestazioni, striscioni e poi la commissione parlamentare d'inchiesta che nel 2018 ha portato alla riapertura del caso. È una commissione arrivata dopo 17 anni dalla morte del povero Emanuele, che ha fatto luce sul caso e ha convinto la procura ordinaria penale di Pisa a riaprire il caso. L'allora procuratore capo di Pisa, da poco in pensione, capì subito che non si era trattato di suicidio. Il contesto non era proprio quello che normalmente si considera un contesto suicidario. Lele si era appena laureato in giurisprudenza, il suo sogno era fare l'avvocato.
In quella caserma di Pisa però ha perso la vita subito dopo il suo arrivo. Lo scorso luglio è arrivata la sentenza per Alessandro Panella e Luigi Zabara, gli ex ufficiali della Folgore condannati a 26 e 18 anni di carcere. Per Andrea Antico, assolto in primo grado, mercoledì scorso è stata chiesta una condanna di 17 anni e 6 mesi. Scieri fu ucciso perché si ribellò al nonnismo, è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza. E adesso ci spostiamo nell'Agrigentino, a San Giovanni Gemini, dove c'è un ricercato speciale. Ce ne parla in questo servizio Davide Sardo. C'è tanta preoccupazione a San Giovanni Gemini, piccolo centro montano dell'Agrigentino, per la presenza di un coccodrillo. Il pericoloso rettile è stato avvistato da un cittadino del luogo, un 60enne esperto di caccia, nei pressi della sua casa di campagna in contrada Mancuso. Sembra una follia, ma la sua denuncia è stata presa sul serio dal sindaco Dino Zimbardo e dal distretto sanitario di Casteltermine, che ne hanno ordinato la cattura. Ho diramato un comunicato nella mia pagina social dove invito i cittadini a non recarsi sul sito dove è stato avvistato, che si tratta di Contrada Mancuso, e invito i residenti della zona a stare attenti. Nell'attesa che questo coccodrillo possa essere preso e affidato agli organi preposti per la sua tutela. Il San Giovannese ha raccontato di essersi trovato faccia a faccia con il coccodrillo di almeno 1,5 metri. Stava lavorando nella sua casa di campagna quando improvvisamente è apparso l'animale, scatenando il panico, questione di momenti, ed era già scomparso nella vegetazione. La notizia ha creato molta preoccupazione tra i cittadini. Soprattutto dove è avvenuto l'avvistamento, naturalmente i miei concittadini temono qualche attacco anche alla persona stessa, quindi speriamo che tutto venga risolto nel migliore dei modi. Certo che c'è preoccupazione, anche per le persone che devono andare in campagna, hanno gli animali, hanno di raccogliere le olive. Ora c'è molta tensione qui a San Giovanni. Muoversi all'unisono, cercare di capire se effettivamente trattasi di un coccodrillo e procedere come prevede la norma, in maniera tale che non si creino situazioni di panico e si possa procedere nella direzione più opportuna e catturarlo e successivamente consegnarlo alle associazioni che possono, trattarlo come è giusto che sia. In attesa di una seconda segnalazione, i carabinieri hanno avvisato la prefettura di Agrigento, che coordina la caccia al rettile. Una delle ipotesi più verosimili è che l'animale potrebbe essere scappato da qualche famiglia che lo deteneva illegalmente. E adesso ci occupiamo invece di bellezza. Dopo aver lasciato il rettile ricercato a San Giovanni Gemini, ci occupiamo di bellezza perché facciamo un viaggio nella Catania nobiliare di fine Ottocento. Grazie alle giornate del FAI d'autunno si potranno visitare i beni storici e architettonici di tutte le città più belle d'Italia, tra cui anche questo bellissimo palazzo a Catania che ci mostra in questo servizio la nostra Eva Spampinato. Questo è il vestibolo, sopra c'è la volta a crociera che ricorda un po' la cappella degli Scrovegni di Giotto ed è fatta interamente in lapislazzuli ed è originale. Viaggio nella Catania nobiliare di fine Ottocento, quando il centro della città erano i palazzi barocchi di via Etnea e via Plebiscito e quando la zona vicina alla Villa Bellini era ancora aperta campagna. Qui tra il 1899 e il 1904 venne edificata Villa Cutore Recupero, una delle magnifiche ville Liberty della Viale Regina Margherita, che di norma è chiusa al pubblico perché è tuttora una abitazione privata, ma che il Fondo Ambiente Italiano rende visitabile in occasione delle giornate FAI d'autunno, oggi e domani. Alcuni sono beni chiusi, come ha detto lei, alcuni sono beni privati, altri sono beni aperti sempre al pubblico che noi però presentiamo in una chiave differente. A fare da cicerone al pubblico i giovani studenti del liceo artistico Lazzaro di Nesima. L'anno di realizzazione è quella del 1899, è uno stile tipicamente liberty catanese. Ad aprire le porte di casa propria la baronessa Rosalba Cutore. La mia nonna paterna, Angelina Recupero di Eliminusa, lei comprò il terreno, questa era una vasta zona, uno dei più grandi orti dei frati,
Cappuccini. Villa Cutore Recupero fu costruita in quello che era il nuovo quartiere salubre, ricco di giardini e di boschetti della città di Catania, che dopo l'Unità d'Italia aveva conosciuto un rapido sviluppo economico, politico e sociale determinato da un aumento della produttività, dall'esportazione di arance, olio, vino e zolfo, grazie anche alla ferrovia. Questa zona attirò l'interesse della nobiltà e dell'alta borghesia. Vediamo anche un pianoforte, ma non è un pianoforte qualunque? No, non è un pianoforte qualunque perché è un pianoforte di vecchissima data ed è tutto in legno, è un pianoforte austriaco, un Illich. Bellissimo, adesso ci fermiamo però per una piccola pausa, dopo parliamo di calcio al rientro. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Come annunciato parliamo di calcio. Il Catania in scena oggi alle 14 in casa della Juve Stabia a Castellammare contro la capolista. I rossazzurri proveranno a ripetere la partita giocata 2 settimane fa a Caserta con ottimi risultati e con una vittoria si spera. Marco Carli. Un altro esame ancora in trasferta. Il Catania, che in questo periodo si ritrova a rallentare in casa, è costretto a viaggiare spedito lontano dal Massimino, dove finora sono arrivati 4 punti in 2 partite. L'avversario di oggi è di quelli tosti, la capolista Juve Stabia, raggiunta ieri dal Foggia in vetta alla graduatoria. Finora non ha mai perso. 4 vittorie e 3 pareggi, di cui l'ultimo a Brindisi martedì, in una partita che può avere un peso, perché i campani contano 2 giorni in meno di lavoro per preparare la sfida di oggi e perché proprio a Brindisi hanno perso Romeo, espulso e squalificato. Il Catania dal canto suo deve fare ancora i conti con le assenze. L'ultimo in ordine di tempo a fermarsi, come anticipato, è stato Rocca, elongazione muscolare per lui. Tornano invece Dubizcas e Rizzo, ma ovviamente non hanno ancora i 90 minuti sulle gambe. Ma al di là dei nomi c'è la volontà, per dirla alla Tabbiani, di trovare l'equilibrio e in tal senso una partita contro una squadra che gioca a viso aperto, come sarà la Juve Stabia, può essere un vantaggio per i rossazzurri che all'ultima al Massimino hanno sofferto un Latina che si chiudeva e ripartiva. I tifosi, che a Castellammare non ci saranno, trasferta vietata per loro, vorrebbero vedere ancora Di Carmine e Chirico sugli scudi, come è successo nell'ultima partita giocata in Campania a Caserta, perché se i 2 attaccanti confermano il loro stato di forma e in chiave difensiva non si commettono errori, gli uomini di Tabbiani possono sperare di far bene al Menti contro Thiam, il portiere più alto del girone, che finora in casa non ha subito nemmeno un gol. Chiricò e Di Carmine però hanno già dimostrato di sapere come fare. Su Telecolor dalle 13:30, diretta a stadio con il Pregara, le formazioni ufficiali e poi commenti da studio e i collegamenti da Castellammare, 3 ore live che si concluderanno con il consueto ricco post partita con le interviste ai protagonisti. Adesso parliamo del Messina che dopo il pareggio contro la Casertana di mercoledì scorso è impegnato in casa contro il Giuliano non convocato, il centrocampista Firenze è ancora infortunato e quindi non sarà della partita. Sergio Colosi. Il Messina mette nel mirino il Giuliano per un'operazione sorpasso che significherebbe anche vincere il primo scontro diretto per la salvezza, ma non solo, perché la sfida contro i campani allenati da Valerio Bertotto assomiglia tanto ad un crocevia, seppur d'inizio stagione. Il Messina infatti cerca l'acuto per avvicinarsi al centro classifica. Il tecnico Modica pare comunque soddisfatto. Posso rimproverare poco. Ci sono sbavature, ci sono errori, ma penso che lo fanno tutte le squadre d'Italia e noi non siamo meno a questo come errori, però in termini di partecipazione, in termini di voglia, di volontà, di applicazione è una squadra che mi soddisfa appieno, quindi dobbiamo solo cercare di fare il risultato pieno, consapevolmente su quello che dirà il campo, che ha detto il campo, e avere quell'attenzione in più che ci porterebbe qualche punto in più sicuramente. Marco Firenze non ha recuperato dal problema alla caviglia, potrebbe farcela per venerdì prossimo a Picerno. Rientra Scafetta che ha scontato la giornata di squalifica, ballottaggio Ragusa e Mausso per liberare un posto ad un altro under, Cavallo Zunno. Giuliano in ripresa nelle ultime 2 settimane. Ha avuto difficoltà secondo me di ambientamento di campionato e che ora si sta riprendendo bene e che è una buona squadra come del resto lo sono tutte queste squadre nostre di questo girone e che dobbiamo essere bravi noi, dobbiamo fare la partita
in termini di, per quello che ci consente in questo momento la forza fisica, tecnica, di testa, di portarla nel binario giusto. Campani senza l'ex Rondinella, torna disponibile l'attaccante Salvemini, già del Messina. Il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi ricordo che l'informazione su Tele Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.